Il carnevale in Sardegna prende avvio ufficialmente il 16 gennaio, vigilia della festa di Sant'Antonio Abate ad Ottana, con l'accensione dell'unico grande falò del paese e la prima uscita delle maschere tipiche, Sos Merdules. Il giorno dopo la stessa cosa avviene a Mamujada, dove però i fuochi si distribuiscono in tutta la cittadina con la prima uscita dei Mamutones. Definite generalmente sotto il termine generico di Merdules, le maschere ottanesi si dividono in realtà in tre tipologie principali: su Merdule, su Boe, a cui possono talvolta aggiungersi le figure de su Orcu, su Gravolo e su Molente, e sa Vilonzana. La Filonzana è sicuramente quella che per tipologie e costume si discosta maggiormente dalle prime due, e ad un primo sguardo non sembrerebbe avere nulla a che fare con il rito carnevalesco riproposto dal Boe e dal Merdule. Ma in realtà non è così. Questa figura di vecchina, di nero vestita, piccola e gobba, dall'andatura ciondolante e sgraziata e il capo coperto da un fazzoletto nero, una maschera di pero nera a coprire il viso e indossa l'abbigliamento tipico delle vedove sarde, è forse la figura più emblematica e misteriosa di tutto il carnevale ottanese. Rigorosamente interpretata da un maschio, filatrice del filo della vita, tiene con una mano il fuso e appende al collo un paio di forbici, con le quali minaccia di recidere il filato. Apparentemente fragile ed innocua, è in realtà una figura molto temuta per la sua accezione di portatrice di sventura. Se infatti tra la folla la sua attenzione è catturata da una persona che non le aggrada, ella può avvicinarsi e tagliare il filo, in segno di maledizione e sfortuna. Sempre ultima nella sfilata dei Merdules, segue il corteo con andatura lenta e goffa, senza smettere mai di filare. La sua figura riporta alla mente quella della Cabadora, ovvero di colei che in casi di estrema necessità aveva il compito di porre fine alla vita di coloro che si trascinavano moribondi ed agonizzanti senza tuttavia riuscire a morire. Era questo il momento in cui si richiedeva l'intervento di questa anziana donna, figura realmente esistita in Sardegna, ma divenuta quasi leggendaria a causa del suo ruolo di cui nessuno osa parlare. Le due figure fondamentali e più rappresentative del carnevale ottanese rimangono comunque il Boe e il Merdule. Entrambe abbigliate con una voluminosa pelle di pecora bianca portata al rovescio, ovvero col pelo di fuori, pantaloni neri di velluto, fazzoletto nero sul capo e cosinzos. Si distinguono tra loro prima di tutto per la maschera facciale e in secondo luogo per alcuni elementi fondamentali dell'abbigliamento. Il Merdule rappresenta infatti l'uomo e nelle forme quasi disumane e ghignanti della sua maschera lignea è riportata tutta la fatica del lavoro e della vita del pastore. Sulle spalle porta Saraschedda, una borsa di pelle marrone conciata che veniva utilizzata un tempo dai pastori per contenere le provviste. Cammina faticosamente tenendosi al bastone ed emettendo strani e lugubri lamenti. Maschera più complessa nel suo significato più recondito, in quanto il suo ruolo reale si è perso attraverso i secoli, il Boe è dotato di una maschera facciale dai chiari lineamenti bovini munita di corna. Intagliata all'altezza delle guance con delle foglie, riporta sulla fronte uno strano simbolo a forma di stella, il cui significato appare tuttora poco chiaro. Caratteristica della maschera sono gli occhi, a mandorla e sempre all'insù, e il muso pronunciato, a ricordare in tutti i suoi aspetti un bovide. Tramandata di generazione in generazione, la lunghezza delle corna è in media sui 15 cm, ma ormai può variare a seconda dei gusti di chi la commissiona. A tracolla su una spalla appesa ad una larga cinghia di cuoio, il Boe porta un pesante grappolo di campanacci di diverse dimensioni, a cui si aggiungono delle piccole campane che fa suonare di tanto in tanto, per un peso totale che si aggira attorno ai 40 kg, ma che può variare a seconda di quanto ognuno sia in grado di portare addosso. Ciò rende questo travestimento particolarmente sacrificante e faticoso per chi lo indossa, anche tenendo conto del fatto che gli ottanesi usano abituare il corpo al peso dei campanacci sin dalla più tenera età. Dal carattere forte e ribelle,
Il boe è tenuto legato in vita con sta soca, una lunga fune un tempo fatta di cuoio, ma ora sostituita in taluni casi con una normale corda, attraverso la quale il merdule gli impedisce di allontanarsi. In un tempo non molto lontano, almeno fino a pochi decenni fa, era raro vedere boes e merdules sfilare con indosso le pelli di pecora. Sebbene tutti usassero portare la maschera lignea sul viso, in realtà il mascheramento prevedeva semplici abiti da lavoro, velluti, tute o vecchi abiti casalinghi. Tuttora alcuni boes per le uscite in paese scelgono di non indossare le pelli e sfilare con eleganti completi in velluto scuro, tipici del vestiario da festa dei sardi attuali, o di portare i campanacci direttamente sulla camicia bianca. Ultimo ma non meno importante elemento che contraddistingue il carnevale ottanese è Sorliu, che viene portato in sfilata dall'ultimo merdule che chiude il corteo, seguito dalla filonzana. Si tratta di un cilindro di sughero ricoperto di pelle conciata, che ha al suo interno una lunga cordicella che viene sfregata dalle mani, appositamente unte di grasso del merdule, in modo da produrre un suono cupo e basso. Questo rumore disturba e spaventa l'animale, il boe, che in questo modo viene reso più docile e remissivo ai richiami del merdule suo padrone. Quello di Ottana è considerato l'unico carnevale spontaneo della Sardegna. Dopo la prima discesa ordinata e disciplinata e i 3 giri attorno al fuoco di Sant'Antonio, le maschere si spargono libere mischiandosi le une alle altre in una confusione di maschere e pubblico, in modo che l'interazione con esse diventa da subito possibile per lo spettatore. Durante tutto l'arco del carnevale, soprattutto nei fine settimana, è possibile incontrare lungo le strade del paese ottanesi vestiti a merdule, che da soli in compagnia irrompono accompagnati dal frastuono assordante dei campanacci. La domenica del carnevale tutti i gruppi riuniti sfilano e si esibiscono lungo le strade più importanti del paese, disperdendosi poi nella piazza principale. Può capitare di incontrare i boes in file di 2 o 3 affiancati e tenuti per mano a simboleggiare i buoi aggiogati, oppure di incontrare un boe solo, senza merdule e libero dal laccio della soca, che improvvisamente si lancia contro la folla, spaventandola. Essa interpreta il toro, più violento e ribelle del bue aggiogato. Uno o più merdules tengono assoccati i propri boes, che di tanto in tanto, senza preavviso, si fermano, si rivoltano contro il padrone e ribellandosi si gettano a terra scalciando. E questo è il momento più importante del carnevale ottanese, quello in cui l'atto e la pantomima rivivono. Quando questo accade, è dovere del merdule inginocchiarsi accanto al proprio animale ribelle e spronarlo a rimettersi in piedi, talvolta con costrizione, talvolta con una carezza sul muso. Se il boe ribelle ancora non si lascia convincere a rialzarsi, ecco che interviene la filonzana, che fermatasi al fianco dell'animale gli intima di obbedire, con la minaccia di recidere il filo. Ecco che allora il boe, convinto, si rimette in piedi, con l'immane fatica di colui che porta addosso il pesante grappolo di grossi campanacci. Una delle più commoventi e coinvolgenti caratteristiche del carnevale ottanese rimane il ballotondo che si svolge nella piazza principale alla fine della sfilata delle maschere e che vede coinvolte centinaia di persone tra ottanesi, turisti e semplici spettatori.